Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, uno dei titoli più celebri del nostro repertorio lirico, sul quale faremo alcune osservazioni per aiutare chi dovesse partecipare ad uno degli allestimenti con questo titolo, in modo tale che insomma, questo stesso ascolto e questa stessa visione possano risultare più semplici e più gradevoli. Beh, io inizierei anzitutto da qualche dettaglio sulla genesi compositiva di quest'opera. Si tratta di un'opera realizzata nel 1890 e con la quale il giovane Pietro Mascagni, che era nato nel 1863, partecipò ad un concorso lirico, come tanti giovani oggi, insomma, che vogliono farsi conoscere. Beh, la fortuna sua fu che appunto vinse questo concorso e diciamo, così, le prime rappresentazioni di questa stessa opera divenne veramente un capolavoro apprezzato dal grande pubblico che fece conoscere Mascagni. A dirla tutta, la sua fama rimase quasi esclusivamente legata alla cavalleria rusticana, anche se è vero che, e lo dico anche per esperienza diretta, per aver approfondito molte altre composizioni di Mascagni, è anche vero che insomma, la letteratura di Mascagni comprende opere sicuramente di un valore che meriterebbe maggiore attenzione di quella che normalmente viene riservata. L'opera evidentemente tratta dalla novella di Verga omonima, quindi Cavalleria rusticana, con alcuni adattamenti che vennero fatti dai librettisti. Io direi che posso in questo primo video andare ad illustrare generalmente lo sviluppo della trama di quest'opera. Beh, si tratta della vicenda che ha come protagonista Turiddu, un giovane ragazzo siciliano che prima di partire per il servizio militare era unito da una relazione con la bella e giovane Lola, una ragazza del suo paese, la quale durante l'assenza del compagno pensò bene di maritarsi con il più vecchio, ma anche probabilmente più abbiente carrettiere del paese, Alfio. Al ritorno, Turiddu, saputo del matrimonio di Lola, continuò ad amoreggiare con lei, ma volle unirsi con Santuzza, una nuova fiamma, un'altra ragazza del paese. Turiddu era figlio di Lucia, la locandiera del paesino, e Santuzza un giorno decide di recarsi dalla futura suocera per confessare a lei la situazione e quindi raccontare che appunto Turiddu la tradisce. Ovviamente ciò genera una situazione abbastanza complicata nella gestione dei rapporti tra madre e figlia, ma insomma ben presto Santuzza vuole parlare con Turiddu della cosa. Si dichiara innamorata di lui fino all'ultimo, ma proprio durante questo dialogo funesto tra i due sopraggiunge Lola, preparata per la festa. Siamo proprio nelle giornate delle festività pasquali, è pronta per andare alla cerimonia di Pasqua. Ebbene, il dialogo tra le due donne è chiaramente assolutamente sprezzante, reciprocamente l'una per l'altra, ma alla fine appunto Turiddu rimane molto seccato del comportamento di Santuzza, la quale comunque cerca di portare sulla retta via Turiddu, invano però, tant'è che alla fine appunto Turiddu la rimprovera di averlo seguito, di averlo controllato e appunto Santuzza, gettata a terra dall'amato, lo lascia andare dichiarando, imprecando contro di lui e maledicendolo, dicendo appunto a te la mala Pasqua spergiuro. Ebbene, Santuzza si reca da Alfio, il marito di Lola, raccontandogli i fatti. Ovviamente anche Alfio rimane basito della situazione alla quale non vuole credere, ma dopo una confessione
eh, piuttosto sentita da parte di Santuzza, la quale ricorda anche che ha perso l'onore in questa circostanza. Ebbene, Alfio dichiara vendetta a Turiddu. I due si incontrano, Turiddu morde l'orecchio di Alfio secondo il codice della cavalleria appunto rusticana. Ciò significa che i due si sfideranno a duello e da questo duello appunto risulterà vincitore Alfio e Turiddu rimarrà sul campo, non dopo però aver chiesto alla madre, cioè a Lucia, di fare da madre a Santuzza quando lui non ci fosse più stato. Una voce dal popolo grida: hanno ammazzato compare Turiddu, esattamente come appunto riporta Giovanni Verga nella sua novella. Questa è la trama dell'opera. Direi che d'ora in avanti ci occuperemo della musica e quindi al prossimo video. Iniziamo il nostro viaggio tra le note e la partitura di Cavalleria Rusticana ricordando anzitutto che si tratta di un'opera che ha la durata complessiva di circa un'ora, poco più, e quindi un tempo molto più limitato rispetto a quello che generalmente veniva assegnato nelle opere del Settecento e dell'Ottocento ai titoli di melodramma. Quindi un'opera fortemente condensata, ma nella cui condensazione sussistono degli elementi di pathos ma anche di abilità compositiva che sicuramente hanno fatto grande quest'opera e che comunque dovevano rendere note alla commissione le abilità proprio così compositive del giovane Pietro Mascagni. Ebbene, quest'opera si apre con una introduzione sinfonica, un preludio sinfonico che potremmo considerare abbastanza tradizionale, tutto sommato, e convenzionale. Da un lato questo è vero, perché le grandi opere, anche verdiane, ma non solo, avevano al principio un'ouverture, una sinfonia, un preludio, ma in questo caso il tratto originale è costituito dal fatto che Mascagni ci inserisce una aria cantata affidata al tenore in dialetto siciliano. O Lola, cai di latti la cammisa, evidentemente una serenata che il tenore dedica alla sua amata e che peraltro viene a caratterizzarsi per un accompagnamento che, come tradizione vuole, è affidato all'arpa, o anzi alle arpe. Quindi un brano così che consente di calare la nostra così, ambientazione proprio nel paesaggio siciliano di una primavera di più di un secolo fa. Allora direi che noi seguiremo anche attraverso degli ascolti quello che io cercherò di indicarvi ho scelto così anche per un legame affettivo l'edizione ormai quarantennale che venne prodotta per la regia di Franco Zeffirelli da un allestimento scaligero diretto da Georges Prêtre, il grande direttore francese, con un cast di assoluta di primo piano, nel ruolo di Turiddu Placido Domingo, in quello di Santuzza Elena Obrazova e in quello di Compar Alfio Bruson, quindi un cast sicuramente di grandissima levatura. Quindi seguiremo un po' tutti questi passi a partire ovviamente dalla siciliana che verrà cantata in questo caso da Placido Domingo. Beato
Al termine della siciliana e della coda del preludio ha inizio una pagina corale sulla quale volevo fare qualche osservazione. Anzitutto, insomma, la scena descrive il ritorno dal lavoro campestre delle contadine e dei contadini siciliani, le quali si vogliono preparare per la festa di Pasqua. E quindi è un momento di estrema giovialità, ma è anche un momento nel quale, essendo, ricordiamolo sempre, questa composizione una prova che doveva essere valutata e che quindi doveva valutare le abilità compositive del candidato, è un momento nel quale Mascagni deve cercare di sfoggiare tutte le proprie invenzioni più particolari. Diciamo che la costruzione è fondata anzitutto su un tema affidato alle campane, quindi agli strumenti musicali che riproducono esattamente il suono delle campane. Quindi si sentirà proprio all'inizio di questo coro delle campane, che sono precisamente le campane di La e Mi, che si alternano dando vita poi al percorso musicale che seguirà. Un ritmo ternario in tre quarti, molto veloce, che proprio esprime perfettamente l'ambientazione campestre nel quale è calata la nostra vicenda. Oltre a questo direi proprio i colori strumentali sono molto caratterizzanti. Direi che l'utilizzo dei flauti, per esempio, evoca il volo degli uccelli, l'utilizzo dell'oboe, questo ambiente domestico che viene evocato. Ma dal punto di vista compositivo, la caratteristica più importante è la presenza di due temi molto diversi l'uno dall'altro. Il primo è il tema delle donne, appunto quello che inizia proprio con gli aranciolezza, no? Immaginiamo appunto la primavera profumata della Sicilia di quel tempo, e poi invece il tema degli uomini più agreste, se vogliamo, più rude anche, ma che poi lascia spazio al sentimento amoroso di questi uomini che sperano di riabbracciare le loro giovani donne al rientro dal lavoro. Ecco, proviamo ad ascoltare questi due temi e facciamo molta attenzione alla diversa caratteristica che questi due temi hanno. Il primo è scritto con un tempo, diciamo, ternario inizialmente di tre quarti, che poi diventa un sei quarti successivamente, però sempre con una caratterizzazione ternaria, e poi invece il tema degli uomini che è completamente diverso, scritto appunto in quattro quarti.
La parte conclusiva di questo coro esprime sicuramente la genialità del nostro compositore, perché sceglie di utilizzare una giustaposizione, no, di temi che apparentemente potrebbe essere impossibile. Cioè, che cosa fa? Sovrappone il tema delle donne con quello degli uomini. Ora, se noi vediamo diciamo, la struttura ritmica di questi due, delle frasi musicali che li caratterizzano, non sembra essere una struttura complementare. Tuttavia, Mascagni riesce ad adattare i due temi, a condensarli, insomma, in un'unica grande frase musicale che compenetra questi elementi. Quindi il tema che abbiamo sentito all'inizio, dalle donne, viene cantato simultaneamente a quello degli uomini. Questo genera sicuramente un virtuosismo compositivo che deve aver incuriosito molto i commissari del concorso. Ascoltiamo. Beh, uno degli elementi che di solito denotano le abilità di scrittura di un compositore sono sicuramente i virtuosismi che abbiamo presentato adesso, ma anche la sua capacità di alternare dei momenti, diciamo, piuttosto lirici, cioè, o drammatici, a momenti invece gioviali. Ed è proprio anche in nome di questo che possiamo riconoscere già nel giovane Mascagni, insomma, un buon sangue. Infatti, alla pagina che abbiamo assistito prima, segue un momento, diciamo, molto più drammatico, cioè quello del dialogo tra la madre di Turiddu, cioè Mamma Lucia, e Santuzza, o alla prima parte di questo dialogo, che viene poi interrotto da una scena di colore, ancora una volta. E protagonista di questa scena sarà Alfio il carrettiere, che giunge in paese scortato dal popolo, insomma, pronto a vendere le stoffe, e lo fa annunciandosi attraverso un ritmo piuttosto coinvolgente, accattivante, serrato in alcuni punti, attraverso l'utilizzo delle percussioni e degli strumenti a fiato, in particolare gli ottoni, che danno una certa solennità, ma anche un certo vigore, un certo movimento al suo intervento in paese. Tra l'altro c'è poi una zona intermedia invece più sinuosa, nella quale lui fa riferimento alla certezza che egli ha della fedeltà e dell'amore di Lola. Noi sappiamo bene che poi questa certezza verrà a sgretolarsi in seguito alle parole di Santuzza. Ma ascoltiamo questa sortita di Alfio.
cavallo scalpita, i suonagli squillano, schiocchi la frusta in soffi il vento gelido, cada l'acqua o nevichi, a me che cosa fa? Il cavallo scalpita, i suonagli squillano, schiocchi la frusta in schiocchi la frusta in Io me ne vado, ite voi altri in chiesa. Queste sono le parole di Alfio al termine della sua sortita. Cioè, sembra quasi che lui non abbia interesse nel partecipare alle funzioni della Pasqua. E a dire il vero, nemmeno Santuzza può farlo perché come donna scomunicata, in quanto tradita secondo la legge della cavalleria rusticana, lei dovrà assistere alle cerimonie della Pasqua da lontano, probabilmente da un angolo della locanda di Mamma Lucia. E la processione si avvicina, questa è una scena grandiosa, veramente di una solennità come poche, nella quale io invito ad osservare due elementi, oltre a una costruzione polifonica veramente complicata, complessa, fatta di un doppio coro e di una grande orchestra, con l'uso dell'organo che rende perfettamente consapevolezza dell'ambientazione e anche del clima religioso nel quale si svolgono i fatti, e poi l'utilizzo del canto a cappella proprio per inneggiare al tema della resurrezione. È veramente una pagina straordinaria questa, che poi porta un po' alla volta all'apice che contiene sia così la gioia devozionale del popolo, che anche la disperazione invece di Santuzza, tradita e lontana anche dalla possibilità di condividere con la comunità, insomma, la propria devozione. Ascoltiamo il finale di questo grande coro. Al termine della processione continua il dialogo tra Mamma Lucia e Santuzza che noi avevamo sentito iniziare proprio a principio dell'opera stessa. Questo dialogo raggiunge una forza notevole, soprattutto nel momento in cui Santuzza dichiara che insomma Turiddu l'ha tradita. Mamma Lucia percepisce la forza dell'amore di Santuzza e anche
e così la pochezza dei principi del figlio e si affida in qualche modo ai conforti religiosi per sperare in una redenzione dello stesso Turiddu. L'aria ovviamente, voi lo sapete o mamma, è di una forza comunicativa come poche e di una profondità anche notevole. Ehm, la parte che segue è caratterizzata invece da un duetto che è inframmezzato dallo stornello di Lola, cioè dall'ingresso in scena della bella Lola. Siamo appunto, ricordo, nella settimana di Pasqua. Santuzza e Turiddu si incontrano presso la locanda di Turiddu e quindi della madre di Turiddu e in sostanza Santuzza come dire, chiede a Turiddu un passo indietro, ma anche lei fa un passo indietro o in avanti se vogliamo, cioè dichiara di essere disposta a perdonare Turiddu purché egli appunto ritorni sui propri passi e quindi di voler ricominciare una storia con lui. A questo punto però giunge Lola che viene a trovare il suo amato, tutta preparata per il giorno della festa, per andare alla celebrazione della Pasqua. Ovviamente le due donne si incontrano e il loro è uno scontro, se vogliamo diplomatico, ma nemmeno tanto. Quella cattiva femmina ti tolse a me, dirà poi Santuzza a Turiddu. E quindi insomma è veramente un momento molto forte anche a livello proprio di cura psicologica e di capacità della musica di approfondire questi dettagli. Il personaggio di Lola si pone invece su un piano completamente diverso, perché rispetto al dramma che viene consumato nel duetto che precede, che segue questo stornello, lei arriva con la giovialità che Santuzza non conosce, accompagnata da un tema quasi popolare. Fior di Giaggiolo si intitola, quindi insomma pensa a tutt'altro rispetto invece alle pene d'amore che stanno rodendo il cuore di Santuzza. Ascoltiamo proprio questo momento, la fine del duetto in cui percepiamo questo dramma così forte e poi invece la giovialità del tema dello stornello di Lola. Dopo il recitativo nel quale si consuma il confronto tra le due donne, il duetto prende il sopravvento sulla scena e il dialogo tra i due diventa in un primo momento patetico perché Santuzza cerca in tutti i modi di convincere di convincere il buon Turiddu, ma tutto questo è assolutamente inutile perché Turiddu ha già in mente di andare da Lola e quindi al culmine dello sconforto, quando appunto Turiddu getta a terra Santuzza, lei reagisce con le parole che si trovano anche nella novella di Verga. A te la mala Pasqua, spergiuro. Più volte mi è capitato di ricordare come il duetto tra Santuzza ed Alfio che segue sia probabilmente la zona più drammatica di quest'opera. Questo non perché evidentemente tutta la grande scena tra Santuzza e Turiddu non presenti dei tratti di drammaticità forte, ma perché in questo momento Santuzza si spoglia di tutta se stessa e volendo raccontare, come dice lei testualmente, il vero, la verità, il vero, insomma si spoglia di tutta se stessa, dicevo, cioè dice che Turiddu mi tolse l'onore, cioè mi ha tolto anche ciò che era più intimamente proprio della mia personalità.
E qui veramente la forza comunicativa di Santuzza giunge a un grado assolutamente rilevante. A questa poi farà seguito la risposta di Alfio che dirà vendetta avrò, e quindi è una risposta bruta, una risposta maschia, se vogliamo, una risposta sprezzante. Però l'animo di Santuzza qui arriva a denudarsi completamente e a presentare proprio i tratti più squisitamente proprio umani del suo essere. Ascoltiamo appunto nell'interpretazione di Elena Obrazova questo momento. Con la dichiarazione della vendetta di Alfio nei confronti di Turiddu, diciamo che per un po', per un attimo, l'opera si ferma dal punto di vista drammatico e lascia spazio assolutamente alla musica, nel celeberrimo intermezzo, è forse il brano che anche personalmente credo di aver interpretato più volte, così nella mia carriera di direttore d'orchestra. E in effetti mi piace ricordarvi che questa pagina celeberrima, qui io, vedete, di fronte a me, spero che si possa vedere, vi posso mostrare come questo sia l'autografo, insomma, che venne composto da Mascagni inizialmente non come partitura orchestrale, ma come brano per pianoforte. Ed era un brano che lui aveva già scritto prima della composizione di Cavalleria Rusticana e ce lo appiccicò successivamente, orchestrandolo e quindi trasformandolo in un pezzo per archi, sostanzialmente arpa ed organo. Beh, insomma, fu una fortuna straordinaria tutto questo, tant'è che anche oggi viene utilizzato come brano sinfonico, ma poi con una serie di altri adattamenti, addirittura lo stesso Mascagni ci scrisse le parole sopra di un'Ave Maria, insomma viene utilizzato anche in contesti molto lontani da quelli della cavalleria rusticana. Terminate le celebrazioni della Pasqua, Turiddu pensa bene di offrire da bere ai propri amici, ai propri compaesani, presso la locanda della madre. Ecco che quindi si assiste alla celeberrima pagina del cosiddetto brindisi, viva il vino spumeggiante, nel bicchiere scintillante. Quindi un'altra pagina di colore che dopo che tutti i paesani avevano cantato a casa amici, cioè torniamo a casa dalle nostre signore e così pure le donne nei confronti degli uomini, beh, insomma c'è questo momento che viene però interrotto da un, un dialogo serrato invece con Paralfio. Questo dialogo culmina con una scena da cavalleria rusticana proprio, e cioè con l'orecchio di Alfio morso da Turiddu nel segno della vendetta che sarebbe stata consumata di lì a poco. Beh, veramente la scena finale è quella del cosiddetto addio alla madre, cioè di quest'ultima aria di Turiddu, il quale raccomanda alla madre di fare da madre a santa qualora nel duello con Alfio lui non uscisse vivo. Ecco, questo è il momento diciamo più complicato nella gestione anche vocale della parte tenorile, proprio perché la musica prepara questo acuto finale che poi deve essere sostenuto con grande forza. Ebbene, ascoltiamo questo passo dall'addio alla madre. Con l'addio alla madre l'opera volge al termine. Purtroppo nel duello fatalmente cadrà Turiddu e una donna del popolo sconvolta giunge nella piazza del paese urlando con tutta la forza che le sta in cuore e in corpo: hanno ammazzato compare Turiddu. Queste sono anche le parole della novella di Verga, ma sono anche il segno più evidente del verismo che Mascagni ha saputo mettere nella pagina straordinaria
che ha composto, che dal 1890 ad oggi anima così le stagioni dei nostri teatri lirici. Buon ascolto e buona visione di Cavalleria Rusticana.